C'era pure lo stemma. Allora, vediamo un pochino chi ci sta. Salutiamo tutti, like preventivi a Beverone, e leggiamo un pochino, torno indietro nel tempo un attimo per leggervi tutta la sigla. Si è vista bene, sto laggando, ditemi tutte le cose perché lo sapete, di ritorno dall'Italia tutto può cambiare ed è un macello. StreamYard, Arsenio Lupin, Camilla, Louis Ver, Sergio GT, Salvatore, Pepsi Pepni, Alessandro, vediamo un pochino chi altro devo salutare, Raffaele, Francesco Lupi, Raffaele, Anna Maria, la politica è brava, infatti sì, ne parleremo dell'arbitro. Forza Napoli, Francesco, Diego Maradona, Ferrari, CP, Antonio Dada, un saluto generale ragazzi a tutti, grazie per essere qui. Facciamo una live un po' più breve perché il Che Fare insiste, fortunatamente per me, perché se abbiamo ripreso tutte le cose da fare, il lavoro, chi mi segue su Instagram lo sa. Havana 7, Forza Napoli scritto un po' più grande, Edoardo Clemente, Francesco B, Mac Power, Raffaele, Rita, ottima Rita, tutti i like preventivi, il Vesuvio e tutte le cose belle. Buonasera Claudio, Giorgio Mele, Joseph Virgilio, Davide Senatore, Marietto delle Vedove, Maluccio, Claudio Calismo, voi non lo sapete, ci siamo incontrati con Mario delle Vedove, che meraviglia, ma anche qualcuno lo sa. Perché sostituire Kvara? Emmerich The Revenge, le 5 del mattino in me. YouTube Pierluca, a Beverone, cominciamo con gli hashtag importanti. Sandre, Giuseppe De Rosa, Mario Cook, Nicola Farro, Gianluca Manzo, Raffaella, Peppani, niente lag, bene, grazie Gianfranco, Joseph, Jacopo Statti, Valentina Savino, controinformazione, parliamo di Lozza, lo so, adesso ne parliamo perché lì la reaction è già online, se volete andare a vedere, ovviamente nella reaction lo so che non ci sono grandi gol, grandi spunti, però si vede come uno va in freva per le occasioni possibili, si vede senza fare editoriali, ma si vede insomma quell'incertezza di Meret che ti dava un pochino di preoccupazione, e ci sono sempre degli spunti tattici che noi cominciamo a vedere live. Davide Camera, Joseph Virgilio, si era ingolosito il principe dei Bellini, latte più biancocelesti, perché c'è sempre una connessione tra il Napoli e la Lazio comunque come biancocelesti, Giovanni Prudenzano e tutti gli altri, Marco, Luca Gison, partita molto combattuta, la prima volta che vedo il Napoli in difficoltà a salire con la linea difensiva, questa partita non abbiamo mai superato. Allora Luca, hai notato che nel primo tempo Spalletti diceva a Di Lorenzo di stare alto e Di Lorenzo gli ha risposto ma guarda gli altri, cioè ci può essere una leggera difficoltà di chi deve gestirla questa linea. Sapevamo che l'anno scorso se ne doveva occupare Koulibaly e ci pensava lui, questi capelli un po' sono tutti da capire, e non si sa se mo è Kim che deve gestirsela, se è Rachmani, insomma la difesa. Marietto, un abbraccione a te. Scorrono tutti i messaggi, bene, Marco Tarantino, Stream Elements, it's finally running, 130, 110 like, non c'è male, ma adesso siamo a 188. Nel salutare Claudia Romanetti, Gianfranco e Francesco Fucci da Barcellona Azzurra, vi ricordo di lasciare un po' più like e un bacio a mio cugino Alessandro Sellini.
hanno corso più di noi, se Lozano la buttate, e infatti questo sì, Alfonso, questo è senza dubbio. Poi che loro abbiano corso più di noi, che hanno pure giocato l'infrasettimanale, forse la loro preparazione è anche per andare un po' più forte di noi all'inizio, non mi convince sta cosa. Buonasera a tutti e piacere, Giuseppe Campanile, forzissima Napoli, Raffaella sempre. Che imbarazzo, Lozano, purtroppo ragazzi, io le cose qua ce le ho scritte e c'ho due stelletelle delle cose più importanti. E, insomma, la cosa, l'occasione più clamorosa l'ha avuta Lozano di testa, perché Kvara l'aveva imbeccato chiamiamolo il passaggio alla Insigne, ma insomma negli esterni con i piedi invertiti quello è un passaggio che si fa e devi avere tu poi il timing bene per arrivarci. Lozano ci è arrivato bene come timing, però l'ha chiusa troppo ed è andato fuori. Quello è un gol quasi fatto e purtroppo Lozano se lo tiene un po' sulla coscienza quel gol, Sì, Alberto, voglio anche parlarne dell'arbitro e parliamone. Non mi è piaciuto affatto l'ammonizione a 2 minuti da Anghissà. Ci può anche stare, perché quando fai il pestone che fa male io lo posso pure capire, però tutto il resto poi dell'atteggiamento, tutto il resto dell'atteggiamento, insomma, mi è sembrato un po' strano, sempre a muso duro, però senza cacciare i cartellini. Poi quando li doveva cacciare, ammonizione a Spalletti subito, quando i giocatori della Fiorentina lo hanno preso a muso duro proprio sempre in continuazione. Non l'ho capito tanto l'arbitraggio. Aspetto un tuo parere, Alberto. C'è uno scudetto con Lozano, Politano in campo. Politano mi è sembrato pure entrare bene, un pochino più ci dà quella palla a Raspadori, gliela dà lui tagliandosi tutto il campo, però poi ha avuto 3-4 occasioni dove è sbattuto contro gli avversari. Noi quando diciamo ma chi ce l'ha un attacco così con Kvara, Osimhen, Lozano con a disposizione, poi Raspadori, Simeone, poi chi ce l'ha? Nessuno. Però non è che segnano sempre questi qua, devono avere anche la giornata buona, devono stare in condizione, non devono andare a sbattere contro gli avversari. Chi ce l'ha? Non ce l'ha nessuno, abbiamo capito, però noi conosciamo pure un po' i limiti dei nostri, non è che mo sono diventati tutti dei fuoriclasse. I fuoriclasse non ci stanno. Una squadra ben impostata sicuramente, che può fare il suo campionato di vertice senza dubbio, in un campionato che è quello italiano, che non è questo fulmine di guerra di campionato sicuramente, però le gambe più leggere per la preparazione per il premio. Infatti l'avevo pensato questa cosa, il girone di ritorno soffriranno. Il Ciughi se l'è mangiato e non c'è dubbio. Meno male che non abbiamo vinto anche oggi, altrimenti già cominciavano a parlare di scudetto. Luigi, questo senza dubbio se ne sarebbe parlato. Questo potrebbe anche essere perché io ho il timore, io un pochino non è che mi sono depresso, perché non è che mi aspettavo che vincevamo tutte le partite, anche se l'abbiamo fatto l'anno scorso e comunque è andato come è andato. Però questo ci potrebbe riportare un attimo come tifoseria con i piedi per terra, perché già avevo che il fatto di sentire il pompieraggio, no? A volte c'è bisogno di farlo, a volte è la tua squadra stessa che ti pompiera, che ti spruzza un po' d'acqua perché tu stai tutto ingolosito e ti devi rendere conto che c'è la partita storta, che ci sono avversari che ti ingabbiano bene. Nel primo tempo hanno avuto più possesso loro, credo, poi andremo a vedere le statistiche, e nel primo tempo noi andiamo pure a vedere il giallo di Anghissà. Poi c'è un tiro di Osi contrato, c'è una bella azione che ha portato al cross di Zielinski. Poi c'è quella paperotta di Meret che per fortuna, visto che Sottil ha giocato a prenderlo Meret, a coglierlo piano piano, e quindi questo è successo. Poi c'è stato un altro tiro fuori, credo fosse Bonaventura, ancora Sottil parato. Di Lorenzo l'ha sofferto Sottil, si può dire, perché comunque Sottil è andato al tiro tantissime volte, purtroppo sì. Poi c'è il gol di Osi in fuorigioco, quello penso ve l'abbiano spiegato bene i telecronisti. Quando il portiere sta davanti all'attaccante devono esserci almeno 2 difensori, e quindi è fuori gioco e non ci possiamo lamentare. Il giallo su Milenkovic nel secondo tempo, ce n'era forse uno anche nel primo tempo su Milenkovic, e vogliamo mettere tutto sul piatto. Colpo di testa di Rachmani alto su un calcio d'angolo, il fatto di Lozano, ancora Sottil Meret. Poi al 60° cominciano i cambi. Elmas non mi sembra abbia cambiato la storia della partita. Raspadori tra le linee, ecco, possiamo cominciare a parlarne. Il 4-2-3-1
il Napoli ha velocizzato un po' più la manovra ed era un po' più imprevedibile perché Raspadori tra le linee si veniva a prendere il pallone a centrocampo e ha giostrato secondo me anche bene. Poi serve l'intesa con i compagni. Barak tiro fuori, abbiamo sofferto un paio di sbavature anche di Kim oggi, dobbiamo dirle, poi entra Politano al posto di Lozano, ancora un tiro di Sottil parato, poi entrerà anche Simeone, pochissime palle toccate, e Ndombele che ha avuto un impatto un po' strano, cioè comunque si è fatto ammonire subito, ha perso qualche pallone di troppo, insomma lì bisogna ancora rodarli bene. Dopodiché c'è quel tiro di Raspadori di sinistro parato bene da Gollini, che quello pure era molto interessante, e insomma abbiamo fatto questa è la partita che io ho visto, ci siamo tutti un po' autopompierati. Infatti sì, su con i like a Beverone arriviamo a 200, per favore, siamo 283, bravi per la presenza. Ciao Roberto, sono scattati tutti i messaggi volanti, ma ci sono i like necessari? Che palla gol ha avuto Lozano, Camilla, clamorosa. Sei perdonato per il ritardo, Mario? Assolutamente, volevo vincere, ma come per il pareggio in trasferta ci può stare. Per quel che riguarda la difesa bassa è la prima cosa che si è notata, esattamente. I like sono per Valerio, non per il Napoli, forza, ve le deve sempre ricordare. Pure a me mi è sembrato un po' di protagonismo, sì. Hanno riaperto la sede, cioè, ovviamente poi appena il Napoli sbaglia poi una partita, insomma, non vince, si può ricavalcare la storia della 16 senza dubbio. Mi dispiace dirlo, questa partita ci ha mostrato ancora una volta la superiorità di Italiano su Spalletti, cambio di Lozano troppo tardivo, meglio pareggiarle che perdere questa partita, senza dubbio, anche perché ragazzi, se la vogliamo considerare una sorella, la Fiorentina, io ve l'ho detto come la penso, con le sorelle bene o male ci ruberemo punti a vicenda, non si può steccare con le piccole perché il valore delle piccole è troppo basso e di media, di regola sulla carta le grandi dovrebbero fare un sol boccone delle piccole, se perdi poi terreno con le piccole lì poi le altre grandi ti mangiano in testa. Io credo che questo sia il campionato che ci possiamo aspettare, che è un po' quello che è stato l'anno scorso, non c'è dubbio sotto questo punto di vista. Le 5 in Malesia, partitaccia ma buon punto, grande dalla Malesia Emric, soliti razzisti, ho sentito giusto il finale, che noi non siamo napoletani, io lo accetto pure, ma quello che no, mamma mia, voi l'avete sentito a quel Valsecchi, Formula 1, mamma mia, non lo voglio proprio dire. Io non uso mai Twitter, in questo caso l'ho proprio taggato, l'ho hashtaggato e ho detto di vergognarsi perché siamo alle solite, non ne voglio proprio parlare. Un abbraccio a Vittorio Penza, molto meglio Politano. Giocato 2 giorni fa e correvano il doppio di noi senza dubbio, ora uscirà il fenomeno di turno che dirà a Kvara gli hanno preso le misure, sicuramente. E intanto io rispondo che comunque Kvara, nonostante Dodò gli abbia giocato addosso e lo ha tenuto bene, perché bisogna dirlo, non è che non bisogna dirlo, però intanto quel pallone per Lozano pulitissimo era riuscito a metterlo e ringrazio Jacopo Statti. Devo far scorrere tutti i messaggi e devo ringraziare Jacopo Statti perché generosissimo. Qua c'è ancora Mertens, Maronna, mi dovete perdonare. Io Mertens lo lascio, ma che me ne frega. Io Mertens lo lascio, gli voglio bene. Dove sta il messaggio di Jacopo? Fammelo abbracciare. Sono in ritardo. Senza niente, senza domanda, senza parole. E senza parole rimaniamo. Perché cambiare Kvara al 60°? Non lo so. Questo è anche questione di adesso Spalletti deve capire, no? Ricordatevi ragazzi che Spalletti è sempre quello dell'equilibrio e non aveva piacere a mettere Mertens con Osi perché eccetera. Ricordate che Kvara non è Insigne e quindi visto che Insigne è rinomato perché per fare tutto quel lavoro di copertura eccetera, può darsi che Spalletti abbia un po' di remore e la paura, la prudenza, ecco, più che paura, se pensa lui Spalletti che Kvara faccia meno fase difensiva per non farsi poi scappare Dodò e fare sovrapposizioni su quella fascia dove loro poi avevano cambiato pure Icone con Kouamé.
E allora poi ovviamente anche questo Elmas ti garantisce quel lavoraccio. Ecco, secondo me questa è stata. Passo al 4-2-3-1, voglio uno che è meno offensivo e che mi garantisce l'equilibrio. Io questo credo sia il ragionamento che ha fatto Spalletti. Poi se avete parole di Spalletti e me le potete riportare, le possiamo anche commentare insieme, le possiamo, con tutto sommato un buon secondo tempo. I Viola in effetti non hanno creato grandi cose, sembravano i rubentini, non potevi toccarlo che subito cadevano, sfortunati in 3 occasioni determinanti. Bella Valerio, oggi grande partita a centrocampo tra le 2 squadre, il pareggio ci sta. Che partita che ha fatto, ciao Luca, che partita che ha fatto Amrabat. Si può dire che ha giocato meglio di Lobot, credo che non facciamo torto a nessuno. Amrabat era dappertutto, è stato dominante più di Lobot, che si può dire per una volta, non è che dobbiamo essere sempre, quindi vediamo un pochino. Allora, Jacopo, non so a cosa ti riferisci, fammi sapere. Io stavo in inglese, poi sentivo, non sentivo. Fammi sapere. Buonasera DP, stasera lenti, abbiamo sofferto le marcature a uomo della Viola, le occasioni le abbiamo avute, con Raspadori avevamo finalmente chi si inserisse tra le linee. Gollini clamoroso. Sì, ha fatto una gran parata su Raspadori. Sì, ti vengono a prendere, ma lo sapevamo, lo sapeva anche Spalletti che ti venivano a prendere. Hanno fatto la stessa identica partita che hanno fatto l'anno scorso, quindi veramente poca roba, ci lasciano pochi spazi. Il Napoli è riuscito ad andare avanti quando si è preso qualche rischio con Lobot che Zielinski, quando facevano qualche 1-2 con Anghissà a centrocampo, e poi bisognava ripartire subito. Però molto aggressivi, ci siamo un po' annullati a vicenda, questo è successo. Elmas inutile come sempre, sarebbe stato meglio mettere Zerbin. Io ci andrei calmo con questa cosa, Zerbin eccetera eccetera. Ricordiamo che Elmas ha esperienza internazionale che Zerbin non ha, è uno che ha giocato in Europa, piano, è inutile come vuoi tu, ma ne deve fare di partite Zerbin per arrivare a quel livello, secondo me. Poi che oggi sia stato tranquillamente non impattante sulla partita, assolutamente, lo dico anche io, perché non è che mi piace Elmas e giustifico qualsiasi prestazione. Oggi Elmas pochissima roba. Amina Ben Aziz, mi è piaciuto molto Raspadori, anche a me buon impatto. Il pari ci può stare, però va assolutamente creata un'alternativa quando abbiamo uscire in fase di possesso e le squadre ci vengono a pressare alte, altrimenti non riusciamo a giocare. Claudio, tu mi dici questa cosa qui e io penso immediatamente, fatemi, non lo dico però penso un po' a Fabian, che comunque ti dà qualità, che comunque quando prende il pallone qualche passaggio meno scontato te lo può inventare. Fabian, noi lo stiamo mollando un pochino, che lo portano in braccio, lo stiamo mollando un po' a cuor leggero. Fabian, attenzione, si perde la qualità di Fabian, che ti può risolvere con un gol, e si stava pigliando certe responsabilità anche a centrocampo. Ovviamente dalla difesa la palla finiva tra i piedi di Meret, che non ha giocato neanche male coi piedi, è riuscito a smistarla anche abbastanza bene, però partire l'azione con Rachmani, che non è un finidicitore, e Kim, che anche lui non è stato illuminato, un paio di volte se n'è andato, ma anche altre volte è stato un po' sporco, un po' di... non è proprio il massimo. Bisogna trovare sicuramente delle alternative. E fatemi ringraziare Lino Bailo. Fiorentina stile Atalanta, questa è l'ispirazione del calcio italiano. Bella domanda Lino, perché questo è un po' quello che ci dice Spalletti, che ci sta dicendo Spalletti, che il calcio sta andando in questa direzione, l'impatto fisico, i duelli a centrocampo, la Lega ci fa sapere che certi falletti più piccoli non li vogliono chiamare, quindi ci saranno più scontri fisici eccetera eccetera, però poi c'è sempre la contraddizione, perché poi Dombele va a giocare all'inglese e lo ammoniscono subito, e non tutti poi vengono ammoniti, quindi bisogna prendere le misure. Questo è un momento, non voglio dire un'annata, ma questi inizio partiti, le prime partite del campionato, bisogna prendere le misure con gli avversari, con gli arbitraggi, che poi saranno sempre diversi, non ci sarà una cosa univoca, e con un nuovo impianto di squadra che prova a essere più fisico, però vediamo che viene un pochino meno la qualità, quindi bisogna bilanciare questa cosa
per creare azioni da gol. Ora non ce lo siamo proprio posti questo problema, perché abbiamo fatto 5-4 gol, abbiamo già fatto 9 gol in 2 partite contro, però dobbiamo dirlo, contro Verona e Monza. Ora, va bene, abbiamo dimostrato che si può segnare in parecchi modi. Questa partita assomigliava un po' di più a quelle amichevoli contro le spagnole che abbiamo visto, e quindi lì siamo stati un po' più prevedibili, l'impatto fisico 0-0, e questa è assomigliata un po' di più a quella là, un po' per meriti della Fiorentina, di Italiano sicuramente, il confronto con Spalletti resta sempre in piedi, e un po' perché ti va male, perché se Lozano la metteva probabilmente si aprivano un pochino gli spazi. Cantiere aperto, non c'è dubbio, Carmine, 60, 90, 60 le misure che sono quelle preferite da molti di noi, e quindi Zambò partitone, Kim regista. Insomma, Zambò ha giocato bene, ovviamente il solito Anghissà che deve giocare anche un po' frenato dall'ammonizione al secondo minuto, non è facile, non ha giocato male sicuramente. Kim regista non proprio, non ho visto cose proprio illuminanti. Mancati tiri da fuori, quella potrebbe sicuramente essere una delle soluzioni. Fabian ce l'ha, Zielinski ce l'ha, vediamo, forse anche Dombele ce l'ha come soluzione, un po' meno Zambò e un po' meno Lobotka deve arrivare fino in fondo se ci riesce. Osimhen deve lavorare molto sulla tecnica, non ha tenuto un pallone contro Milenkovic. Higuain per esempio vabbè, ma non tornare Higuain, è certo che ti puliva tutte le palle, però sono scontri che capitano spesso, capitano anche a Vlahovic, è capitato anche a Lukaku contro la Lazio. Bisogna arrivarci diversamente, secondo me Osimhen deve essere più un terminale d'attacco, gli devi mettere cross in testa che farlo dialogare, perché lì può andare in difficoltà. Poi non ha avuto molte palle giocabili, devo dire la verità. Metabolizzato il pareggio, non riesco ancora a capire come si deve vedere il bicchiere, mezzo pieno o mezzo vuoto. Magos, non dobbiamo vedere nessun bicchiere, secondo me questa storia è più la solita domanda, è più soddisfatto per non aver preso gol oppure per deluso per non averlo fatto? Bisogna analizzare la partita così com'è, e ricordatevi che ci sono dei pareggi che ti lasciano anche soddisfazione quando li agguanti all'ultimo, e non ci speravi più, altre partite in cui vinci magari mai giocato male, eccetera eccetera. Dobbiamo analizzare. Spalletti deve rendersi conto che quando la partita è così bloccata servono altre soluzioni. Secondo me col 4-2-3-1 è una di quelle soluzioni. Possiamo anche cominciare a considerare l'ipotesi di far giocare Simeone vicino ad Osi, questa potrebbe essere un'altra ipotesi, e gli metti un Raspadori alle spalle, ecco, quindi 3 punte più vere che puntano così, visto che le fasce in questa partita non è che sono state incredibili, perché Kvara un po' l'ha sofferto Dodò, dall'altra parte Lozano qualcosina ha fatto ma niente di straordinario, e quindi essere un po' duttili, un po' fluidi. Voglio ringraziare i 360 che sono online, scorrono tutti i messaggi, ma sì, avete messo 360 like, perché se poi dopo no... Spalletti ha detto che si aspettava qualcosa in più dai cambi e che ha apprezzato l'arbitraggio all'inglese meno nel primo tempo. Interessante questo spunto, Camilla. Ascolterò poi le parole di Spalletti, le cercheremo di analizzare insieme nel video di domani. La cosa che mi è piaciuta di meno stasera è che non abbiamo approfittato quasi mai quando c'era la possibilità di velocizzare, con Zielo su tutti che si è mosso bene molto spesso. Sì, anche a me Zielo mi è piaciuto nel primo tempo, ha trovato le linee in mezzo e poi forse è mancato anche il movimento a dettare il passaggio. Italiano in carta Spalletti per la terza volta, si faccia un esame di coscienza, e certamente se lo farà, ci sono gli allenatori che soffrono altri allenatori, esiste. 256 non è normale, Mario, hai ragione tu, e io non parlo più, basta. Che si fa? Va bene che Raffaele Musella si iscriva al canale, benvenuto, ti paro e ti accolgo, però i like iscrivetevi. Antonio, purtroppo Guido oggi era impegnatissimo per lavoro e quindi non possiamo godere del suo intervento.
Io pure, questa è una live molto molto più breve delle solite perché anche io devo scappare a lavorare, però ve lo farò arrivare prestissimo, prestissimo. E vi saluta sempre. Silenzio. Non ve l'è appesantito? Sì. Poi secondo me è un tipo di giocatore che Spalletti ha detto che sta un po' più avanti degli altri fisicamente. Vediamo, deve capire l'impatto, il fatto degli infradito, ragazzi. Questi giocatori che sono comunque dominanti, che hanno più tecnica degli altri, che vengono dal campionato inglese, o ti metti là e ti prendi la palla e non la fai vedere più perché sei talmente più forte, oppure può essere pure che se rischi di giocare perché ha perso un paio di palle di sufficienza, come a dire io ci arrivo, sono più forte io, e quello è un pericolo serio per quando sei più forte. Perdere palla perché pensi che l'avversario è più scarso di te e quindi credi di avercela fatta, e magari loro ci mettono un po' di impegno in più e arrivano prima sul pallone, e questo non deve accadere, e queste deve essere cose che Spalletti deve dire. La Fiorentina è forte, è un buon pareggio. Lobotka nel primo tempo l'ho trovato totalmente ingabbiato da italiani. Sì, ma ti venivano a prendere, alla fine la regia la doveva fare molto spesso Meret, perché ti venivano a prendere il pressing tranne il portiere, quindi ti bloccavano tutte le fonti di gioco. Partita molto tattica. Molti dubbi su Anghissà Ndombele, li dobbiamo vedere più tempo. Yes, man, li dobbiamo sicuramente vedere all'opera per più tempo. Politano fosse normodotato panchinerebbe il Ciuchino fino a fine stagione. Questo è una considerazione. Questa è una considerazione, nel senso, avere un sostituto di Lozano più forte porterebbe poi al cambio delle gerarchie. Vediamo se cambieranno, perché poi l'anno scorso è andata un po' al contrario, c'era più Politano e poi l'abbiamo perso nell'ultimo periodo. Poi ricordiamoci che Politano voleva andarsene, ricordiamoci che quindi il rapporto con Spalletti ci dicono che è ricucito, ma dobbiamo ricordarci anche questo, e quindi parte Lozano che magari ha dimostrato più disponibilità negli allenamenti. Noi dobbiamo parlare di tutte le cose, cioè non possiamo ignorarle certe situazioni, e sono in piedi. Il Ciuchino fa delle belle cose, ma io mi aspetto molto di più. Purtroppo il gol mangiato è un gol mangiato, e quel Ciuchino che abbiamo visto con Gattuso è quello che vorrei vedere quest'anno, altrimenti non potremmo sempre dire ma chi ce l'ha un attacco Kvara o Lozano, ma Lozano non vale quanto il Lozano che conosciamo, non lo tiene nessuno, ma non cambia niente fondamentalmente. Quindi vediamo il che fare. Forza Napoli da Brescia, grazie Dario, un abbraccio. Forse poteva metterlo dall'inizio. Francesco, dobbiamo vedere, sono appena arrivati, va bene farli entrare a poco. Spalletti solo sa se sono pronti con gli schemi e fisicamente. Quindi sul Raspadori ci aveva detto che stava un po' più avanti degli altri perché si era allenato col Sassuolo, e quindi l'abbiamo visto. Poi ha provato a cambiare un po' le carte in tavola, ma non è stata cosa oggi. Angela Torre, che ringrazio e saluto, che saluta tutti. Mario Rui ha fatto una gara molto importante, sottovalutato, ma sì, Mario Rui la sua gara la fa sempre, alla fine ha fatto un paio di interventi difensivi, non c'è mai, un paio di sbavature l'ha fatti anche lui in fase di impostazione, come ha sbagliato dei passaggi Lobotka che tu non ti aspetti, e quindi come ha sbagliato Lobotka, che sta succedendo? Spalletti ha praticamente anche aperto le porte a una possibile uscita di Osimhen, dicendo che 100 milioni nessuna società non li prenderebbe in considerazione, ma certo, lui dice le cose come stanno, caro Dutch van der Linde. È così, se decidono di prenderselo e mettono sul piatto l'offerta impossibile, che fai? È chiaro, sto andando fuori fuoco. È chiaro che se ne va, che poi questa cosa fa bene secondo me Spalletti a spiegarla bene, cioè non è legata all'operazione Ronaldo necessariamente, non lo è assolutamente. E mi sa ringraziare Giorgio Mele, vedo bene, sì, e fammelo recuperare e ringraziare, grazie amici miei che siete tornati nella bellineria da New York. Obiettivo quarto posto, non dimentichiamolo, buon lavoro Vale, grazie Giorgio. Grazie sempre per il tuo supporto. L'obiettivo è quello stabilito dalla società e lo sappiamo. Ovviamente te la infiocchetto questa considerazione nel momento in cui arriva un mercato in entrata
importante che non si può negare, allora è chiaro che uno si ingolosisce e dice ma vuoi vedere che quest'anno se si è fatto lo sforzo, va benissimo. È giusto ricordare, non è pompierare, è giusto ricordare che esistono avversari e che ci dovremmo sempre confrontare con loro. L'Inter ha steccato, l'altra che invece più o meno, guarda un po', più o meno sta succedendo già alla terza giornata, già quello che è successo l'anno scorso, cioè un campionato molto simile a quello che ha fatto il Milan, il Napoli molto simile, noi poi siamo venuti meno nel rush finale e il Milan no, mentre l'Inter che aveva cominciato bene eccetera eccetera fa quei 7 pareggi così e quindi perde dei punti importanti, mentre il Milan molto simile, e noi abbiamo cominciato molto simile, questo parallelismo, il Milan che vince 2 partite piccole e stecca con l'Atalanta col pareggio e noi stecchiamo con la Fiorentina, molto simile, molto simile. Oggi siamo tornati, bisogna sparare alto, forza con i like, sì, pure per far capire all'algoritmo che siamo tornati a New York, perché l'algoritmo si è confuso tantissimo in questi periodi, ma dove stai, ma dove non stai, ma perché stai là e perché stai volando, è VPN, è un macello. Maurizio, io spero di no, io a Spalletti riconosco il buon lavoro fatto, sicuramente era importante arrivare in Champions e ci siamo arrivati terzi, abbiamo analizzato bene l'anno scorso che anche per demeriti degli avversari senza dubbio, io a Spalletti non perdonerò mai il poco utilizzo di Mertens, specialmente per il fatto che poi dopo lo abbiamo perso e non l'abbiamo visto più ed era in forma. Poi non mi viene da dire o Galatasaray non sta facendo niente, perché non è detto che il Mertens a Galatasaray fa 5 gol e al Napoli ne avrebbe fatti altrettanto 5, oppure ne fa 10 di là e ne avrebbe fatti 20 da noi. Non lo puoi mai sapere, magari restava qui e non giocava manco una partita, magari entrava invece di Raspadori, c'era Mertens e invece di farsi parare da Collini Mertens la metteva alta. Sono tutte cose che lasciano il tempo che trova. Speriamo che Spalletti trovi la quadra e non abbia un po' il braccino, perché questo poi è quello che gli si dice a Spalletti, un pochino questa paura di scoprirsi troppo in un calcio dove tutti i pareggi non è, perché dobbiamo guardare l'Inter, quei 7 pareggi hanno fatto perdere lo scudetto l'anno scorso all'Inter, e quindi alle volte è meglio vincerne una, perderne un'altra, piuttosto che pareggiarle tutte e due. Fatevi i calcoli e vedete che escono i like che mancano. Ne vinci una, ne perdi un'altra, ne pareggi 2. Ti trovi? Ce l'ho fatta? Speriamo. Speriamo. Io non lo so. Io ci provo, ma sono molto confuso, molto confusamente. Abbiamo sofferto il pressing, sì, e siamo un po' mancati fisicamente, sì, credo di sì, ma era anche la prima volta che venivamo pressati fin dalla linea difensiva, buon pari, nuovi da rivedere, sì, mi sembra un'analisi corretta. E Kvara non è né un fenomeno né un flop, deve ancora dimostrarlo. Posso dire che con Ciro al posto di Osi, lui con Raspa sarebbero stati un... bella questo spunto, Ayub, addirittura con Ciro falso 9 con Raspa vicino, quindi 2 piccoletti che noi conosciamo bene il potenziale di 2 piccoli che dialogano tecnicamente. Poi sappiamo, il Ciro falso, sì, sai che è bella questa cosa, ovviamente tutte ipotesi che non vedremo mai in pratica, però bello spunto tattico. Abbiamo capito, Giovanni, il Napoli è scarso, andiamo avanti, scrivi qualche altra cosa un po' più approfondita, perché sennò non ne usciamo. Appena torneranno a gufare i tifosotti torneremo a vincere, va bene, molto confusamente. La difesa della Fiorentina non era affatto spaventata ed in apprensione, attaccanti del Napoli chiusi nelle loro migliori giocate. È vero. Il Napoli ha avuto più occasioni della Fiorentina. Sì? Sei sicuro? Siamo sicuri? Ma da statistiche? Io sinceramente mi ricordo quelle 2 cose lì, cioè quello di Raspadori, quello di Lozano, e poi onestamente poca roba, niente parate di Collini, tranne quella là su Raspadori. La Fiorentina non ha fatto tiri difficilissimi, però Sottil parato, Sottil Meret, Sottil la papera di Meret,
non ha fatto, cioè Jovic è stato inconcludente, Iconé non ha fatto niente di straordinario, nemmeno Kwame un pochino ha creato un po' di scompigli, ma non hanno creato niente. Ci siamo annullati, non credo che il Napoli abbia avuto più occasioni della Fiorentina. Il gol annullato sì, ci può stare quello annullato sì. Secondo me il pareggio è giusto, cioè quello che mi preme dire è che il pareggio mi sembra giusto e quindi lì bisogna analizzare. Remix 1979, un'ottima annata per la musica in generale, dagli anni 70 si stava andando negli anni 80, e le tastiere, le cose, i sintetizzatori e quindi i remix. Benvenuto e iscrivetevi al canale anche voi, come ha fatto. E hai 2 tiri di Rasp, sì, e quello là pure un po' che gli rimasta un po' sotto. Hai ragione, me lo so perso anche nella reaction quello lì, perché pure uno deve fare pure pipì. Posso? Per questo le partite vanno viste 2 volte, cari addetti ai lavori, una allo stadio quando si può, perché si può, e una a casa quando torni, e poi il giorno dopo ne parli bene, capito? E quindi non fanno una gamba del vecchio Callejon, quello era il vero downgrade rispetto alla vecchia era. Lo sai che Filippo, io penso che tu non hai torto, nel senso che Callejon purtroppo nell'ultimo periodo era nella fase calante e io me lo devo ricordare, che non ne azzeccava più una e non riusciva, aveva sempre i tempi, sai, del fuorigioco, di non andare in fuorigioco e stare come posizionamento bene, però si stava mangiando un sacco di gol. La fase calante di Callejon l'abbiamo vista, però uno alla Callejon nel periodo suo buono, quello con Sarri eccetera eccetera, è molto difficile da sostituire, su questo siamo d'accordo, faceva un lavoro incredibile. Che ne pensi del girone di Champions, dando il Liverpool ovviamente primo? Ci hanno subito dimostrato, guardate che 9, potremmo giocarcela con Ajax e Rangers? Sicuramente sì, vale, considerando che l'Ajax forse sta per perdere, pare che ci avviciniamo all'ufficialità per Anthony al Manchester United, il famoso Manchester United, che poi perché Manchester non offre Ronaldo all'Ajax per fare questa cosa? Lo offrono a noi, però sì, insomma, il Manchester qualcosa sul mercato la sta facendo e credo pure che se fanno Anthony poi non gli interessa poi Osimhen, ma al di là di questo potrebbe indebolirsi seriamente poi l'Ajax. Sempre squadre di storia, Ajax e Rennes, squadre di storia, squadre importanti, squadre che sono abituatissime a giocare in Europa. Il Napoli 14 anni sempre in Europa, sì, però noi usciamo molto presto di solito dall'Europa, ci entriamo spesso ma usciamo subito, mentre queste squadre, i Rangers sono arrivati fino in fondo l'anno scorso, l'Ajax è una squadra di blasone. È un bellissimo girone secondo me, perché nessuna è data per spacciata e si daranno battaglia. Il colpo di testa di Rachmani sì, però molto alto, Miki, molto alto quello lì, non mi è sembrato marcato bene, non mi è sembrato pericolosissimo. Il fuorigioco, lui semplicemente quando il portiere è davanti all'attaccante devono esserci almeno 2 difensori, deve starci, capito? Perché altrimenti uno non basta, perché il portiere si considera come giocatore, quindi essendo Collini avanti rispetto ad Osimhen, quando Osimhen riceve il pallone, un solo giocatore della Fiorentina che lo tiene in gioco non basta e ne servivano 2 difensori fondamentalmente, quindi ci sta, purtroppo ci sta. Fiorentina maleducata, quanti insulti? Bene. Firenze, no scusate, mi ho detto Fiorentina. Firenze maleducata, quanti insulti. E per dirlo Spalletti, che è un tifoso della Fiorentina, che conosce bene l'ambiente, mi sembra una buona presa di posizione. Vediamo se sono i soliti 5 stupidi che aumentano sempre di più e sono 50, e sono 500, e sono 5.000, e sono 50.000, e sono 500.000, e sono 5 milioni, sempre. Vediamo se lo dice pure Spalletti. Pare che l'Ajax voglia riprendere Ziyech e andiamo a vedere cosa succederà. Il cross di Lozano che Dodo ha tolto, quello è stata pure una cosa importante. Però vedi, sono occasioni che ragazzi sicuramente si possono considerare come momenti di pericolosità,
Però tu poi devi tirare in po', cioè se non arrivi proprio ad impattare con il pallone, i difensori intervengono prima, non si può considerare. Poi vediamo gli XG, vediamo se sono già usciti per sfizio, se riesco a trovarli, perché questo è il 2021, ma vediamo il 2023. Vediamo se riesco a fare tutto in diretta. Sì, sotto il punto di vista degli XG, il Napoli ha creato di più. Ha creato di più e non avete torto. Adesso vi faccio vedere subito se ci riesco. Allora, salve immagine, bla bla bla. Eh sì, perché l'open play, perché ragazzi, loro, quei tiri, ecco, perché si spiegano gli XG, adesso ve li faccio vedere e li analizziamo insieme. Guardate i pallini della Fiorentina, ok? I pallini della Fiorentina sono questi qua piccoli che non arrivano a creare tante occasioni, e se la Fiorentina arriva a 0,40 perché tutti quei tiri di Sottil che poi Meret parafascia, anche quella Papera che poi crea quella pericolosità e quell'apprensione a me come tifoso, alla fine non succede niente perché è così e creano pochissime occasioni. Quelle là clamorose sono state il pallino che vedete qua grande, che è quella di Lozano, e poi l'altro vediamo questo qua, l'assist di Kvara, e l'altro è un open play di Lozano stesso al 42esimo, questo non me lo ricordo, che non è arrivato proprio al tiro, questo me lo dovete ricordare voi. Comunque sì, il Napoli ha creato di più, a livello di statistica ci siamo, comunque il pareggio è giusto, secondo me è giusta. Io credo che metà della partita sia stata anche incasinata dall'inizio a causa delle voci su Ronaldo, ma non lo so, Ivan. Ronaldo è stato divisivo più per i tifosi, ma io non credo che il Napoli ci abbia mai pensato seriamente, e all'interno dello spogliatoio si sa se una cosa è plausibile o no. Non credo che abbia spostato equilibri, non credo. Buonasera The Gag. È il fuorigioco? Quel pallino grande? Però dice Lozano, forse è stato un errore qua che diceva che era di Lozano, vabbè. Salberani, ciao Iamone, non ci siamo, ecco, incontriamo una squadra più tosta, che il Napoli si dimostra quello che è sempre stato, senza palle. Potevamo essere primi da soli, ecco che subentra la paura, ma è troppo presto per già avere quella cosa della paura di essere da soli in cima in classifica, perché l'abbiamo visto anche l'anno scorso, il Napoli vincendone 8 contemporaneamente, una dietro all'altra, allora avevamo superato quella cosa così. Più che altro hai impattato contro l'avversario, hai semplicemente impattato contro l'avversario e non hai trovato modo di essere più brillante. Più che senza palle, io ho notato più difficoltà tattiche di uscire da questo pressing, sinceramente. Mi aspetto un po' di più da Simeone, sì, ce l'aspettiamo tutti. Come giudichi la partita? Secondo me non bisogna fare tanti drammi, è stata una partita tattica ed equilibrata che ci può stare pareggiare, sì, questa mi sembra un'analisi corretta. Più che il mercato, l'arbitraggio l'ha messa su dei binari pessimi sta partita, già entravano tosti, poi se gli lasci passare certe entrate, questo anche è vero, sicuramente lo sappiamo che Italiano gioca molto su questo uno contro uno, questo uomo contro uomo. Allora, Gione Cod, è vero che la terza una squadra forte vince punto. Sì, ma lo possono dire tutti, anche la seconda, il Milan, una squadra forte doveva vincere contro l'Atalanta, l'Inter deve vincere contro la Lazio, lo possono dire tutti, la Juventus pure che è inciampata. Insomma, ragazzi, se voi credete, no, crediate, perché poi voglio usare tutti i congiuntivi anche quando non c'è. Se voi credete che il Napoli le debba vincere tutte, siamo fuori strada, ma anche se venisse Ronaldo, cioè capitemi, tu sistemi tutto il sistemabile, no? Metti Navas in porta, sistemi la situazione così, mercato da 10 in pagella, 10 e lode, eccetera, eccetera, arriva Ronaldo, lo metti in punta centrale così, che il Napoli vince tutte le partite, abbiamo molte più possibilità sicuramente di farlo, però mica le vinci tutte, le vediamo le squadre, il Chelsea con quello squadrone perde, con i Parisi fa è così il calcio, è sul lungo che devi vedere il tutto,
Ma io devo ringraziare Vincenzo o sbaglio? Fatemi vedere un attimo, perché se devo ringraziare Vincenzo, dove sta? Eccolo qua. Vincenzone di guida, un bacio gigante come te. Il mio gigante è buono, il mio amico Vincenzo, personal bodyguard di quando cammino per fuori rotta, perché poi arrivano gli altri amici bellini come Flavio, come il padre di Flavio, e io ho il bodyguard mio personale che mi offre il caffè e mi protegge. Un abbraccio fortissimo a Vincenzone e alla famiglia. Antonio, ho detto all'inizio che purtroppo Guido ha degli impegni lavorativi oggi, e dato che li ho anche io, che devo scappare tra pochissimo, tra un quarto d'ora, quindi se avete domande a bruciapelo fatemele senza problemi. Non possiamo dilungarci stasera, però siete 360, siete molto bellini, mi farebbe piacere arrivare a 500 like. Vedi? Jonesi Cod si è iscritto, bravo, vuol dire che tra questi 360 ci sono molti nuovi che mi stanno scoprendo adesso, e vi abbraccio seriamente. Voi iscrivetevi al canale, ascoltate la canzone Messico 86, che secondo me, io la tenevo, vedi? Puoi ascoltare Messico 86 su Apple Music, Spotify, Amazon Music, eccetera, eccetera. Sei curioso? Sei bellino? Fluido.net. E così gli XG li abbiamo appena visti, e Brian Rips ci ho suonato ieri, non so perché c'è scritto. Anche domande di primo pelo. Chissà se con Lecce giocheranno titolari Raspa e Ndombele. Vediamo. Io la butto lì. Potremmo vedere con Lecce, secondo me, Olivera. Voi dite, ma perché? Perché secondo me Olivera deve prendere un po' di minutaggio, ed è meglio farglielo prendere con il Lecce che non con la Fiorentina. Poi non era la partita per come si stava sviluppando per far entrare Olivera, ma lui comunque ha giocato bene. Secondo me possiamo vedere Olivera, magari anche Ndombele potrebbe rientrare in queste possibilità. Su Raspadori dobbiamo chiedere a Spalletti se ha intenzione di cambiare modulo, però per quanto buono fatto con il 4-3 contro le piccole, mi posso aspettare uno Spalletti un po' più conservatore, che dice: io ho fatto bene col Verona, ho fatto bene con il Monza, con il 4-3, ho fatto un sacco di gol, perché devo cambiare? Ha cambiato oggi che le cose non stavano andando bene, quindi si può pensare, si può intuire che comincia con il 4-3-3. Lo sa, il Sulis è rimasto come GIF, perché il Napoli non ha mai, qualche tifoso se ne deve occupare, il Napoli lo deve fare, non i tifosi. Perrone, Francesco Perrone, un abbraccio gigante Francesco, poi ti girerò, perché tu sei new entry praticamente, ti girerò il link per il gruppo Telegram esclusivo dedicato agli abbonati, dove si parla tutto il giorno e nessuno può mai dormire, quindi io consiglio sempre ai nuovi abbonati di mutare la chat, e poi quando volete parlare del Napoli trovate sempre 500 messaggi almeno dove si discute un po' del Napoli. E dobbiamo anche organizzare il fantacalcio a brevissimo, perché appena finisce questo mercato maledetto ci organizziamo per il fantacalcio per gli abbonati e ci divertiamo. Grazie Francesco per il supporto. Sì, Diego, sono ritornato. Io ti chiamo Diego, non mi ricordo se ti chiamavi Mario, mi sono buttato, però sì, sono ritornato a New York. Un po' di pausa Meret, Silvio, non lo so, non credo. Però Spalletti è stato chiaro: se lui ha garanzie dagli allenamenti di Meret, gioca. Non poteva deprimerlo completamente prima di aver preso Navas. Tu c'hai Sirigu che comunque, se qualcosa va male, se il ragazzo non si sente pronto, può entrare in campo. Se non gli dà fiducia la presenza di Meret, che un pochino la Paperotta pure oggi l'ha fatta. Questa è una delle incognite del campionato del Napoli, non c'è dubbio. Telegram, esatto. Angela, quale messaggio? Questo messaggio. Ho letto questo messaggio, però devo tornare indietro, forse non lo so. Angeletta, riscrivimelo e lo troviamo. Alberto, senti, io non ti banno, perché tu non sei offensivo nei miei confronti, quindi non avrei nessun motivo a bannarti. Però vedi pure queste parole evitabili, eccetera, eccetera, che io non rileggo.
è Mario Rui che ha regalato il pareggio alla Fiorentina. Tu hai un'ossessione compulsiva, e io te lo devo dire perché sei un adulto, quindi mi posso permettere di parlare, se ci conosciamo bene. Hai un'ossessione veramente pericolosa con questo fatto di Mario Rui, cioè che gioca bene, che fa un assist, che gioca male, che fa l'assist decisivo per il gol, che fa un partitone riconosciuto da tutti nella vita, o che fa un grande campionato, perché è innegabile, se guardi il calcio, se non lo guardi il calcio, leggi solamente le statistiche e i voti alla fine, che Mario Rui ha fatto un dio di campionato l'anno scorso. Tu ad ogni video, io parlo di Ronaldo, sotto al mio video ci deve stare Mario Rui, questo accanimento fisico contro Mario Rui. Ma che problema c'hai, amico mio? Io te lo dico con tutta la cosa. Dà fastidio, dà un po' fastidio a me, perché è talmente alto il livello della community che mi danno spunti, che quando io mi vado a leggere i commenti dalla community voglio sentire cose nuove, cose che non sono mai dette. Tu niente di meno, parlarmi De Laurentiis e tu rispondi e basta. Ti vedo anche su YouTube, sugli altri canali, sulla Bobo TV, sulle cose che ti accanisci. Che problema c'hai col ragazzo? A tutti non piacciono certi giocatori, eccetera eccetera, ma c'è anche il momento in cui si parla di qualcos'altro proprio per fare un cambio di rotta. Niente, non ti voglio bannare veramente, però resisti, ecco, è una richiesta che ti faccio così: appena c'è quella cosa, già scrivono fatto su Mario Rui, ma con copposite Valerio, resisti e non farlo, perché è inutile, comunque non cambia, comunque è lui che sta là. Vabbè, allora Mario Rui, che poi è diventato un idolo delle folle, sei rimasto solo tu ad odiarlo, veramente è rimasto solo tu. Navas, può essere, ma no, non è così. Allora, Navas, i vari esperti si ritengono fiduciosi, sì. Allora, il fatto che si sia aspettato così tanto tempo mi fa avere un po' di preoccupazione, perché a questo punto potrebbe anche esserci il pericolo che non ce la fa in tempo a limare tutti i dettagli, perché a quanto ho capito Navas è irremovibile, cioè vuole tutti i soldi che vuole, quindi o glieli dà il Paris Saint-Germain con una buona uscita, o glieli deve dare il Napoli, cosa che non succederà mai. Lui vuole avere i soldi, è pur giusto, perché dovrebbe abbassarsi per la nostra bella faccia. Quindi potrebbe anche essere che questo pericolo, che si sposta poi a gennaio questa operazione e si va avanti con Meret fino a gennaio, il che è un po' rischioso, però in moltissimi esperti di mercato, collaboratori, quelli che parlano del Napoli e non solo del Napoli, si sono sbilanciati dicendo è fatta al 101%, è già ma non è già a Napoli, è fatta, ma non è già fatta, perché quando è fatta si fanno le visite mediche e c'è il tweet. Non è fatta, siamo molto vicini, sicuramente siamo molto vicini, sicuramente interessa, ma è fatta? No. Allora probabilmente si lega all'operazione di Fabian che si sta sbloccando in queste ore, e allora per i soldi che risparmiano su Fabian, che il Napoli magari è meno intransigente, il PSG può girarli questa mega offerta, li può girare a Navas e si può fare. Sarebbe importante definirlo al più presto, anche perché la difesa, oggi mi avete parlato dell'altezza della difesa e con portiere di quel livello di esperienza, con leadership e con esperienza internazionale, può guidare anche una difesa che è tutta da rifare, perché non è tutta da rifare, ma insomma c'è al posto di Koulibaly, che è il comandante ripetuto da Spalletti più volte, che quindi è una sorta di capitano, è un leader del reparto ed è un difensore che sicuramente fa la differenza. C'è Kim che è fortissimo, ma che però un po' per la lingua e un po' per l'impatto con il nuovo campionato non può improvvisamente essere subito leader, magari lo diventerà, ma serve registrarla questa difesa. Ci aggiungo sempre a margine che non abbiamo Calzona, che è il maestro della fase difensiva, lo era con Sarri, abbiamo visto poi Sarri senza Calzona, la Lazio prende gol, una continuazione, il golletto ve lo dovete sempre giocare che la Lazio lo prende. Adesso non abbiamo più Calzona con Spalletti, che l'anno scorso ci ha comunque fatto finire con la migliore difesa. Queste sono cose da non sottovalutare, resisti, siamo a +1 rispetto al girone di ritorno dell'anno scorso con il pareggio della Fiorentina. Aspetta, questa è complicata così come la leggi perché non puoi vedere il girone del girone di ritorno dell'anno scorso, perché magari avevamo cominciato
con una sconfitta, così non è che proprio perché vogliamo essere felici di tutto, allora se prendi il girone del 1970 siamo a più 3 perché magari avevamo perso, no, così vado in difficoltà. Al massimo puoi paragonare il girone d'andata con il girone d'andata, se vuoi farlo, oppure puoi paragonare vuoi paragonare le partite? Cioè con la squadra così l'anno scorso hai fatto tot e con le altre squadre così. Ma quando c'è Guido facciamo tutto. Poi con Peppe Di Palma stiamo facendo tutte delle statistiche che adesso, no, perché non c'ho tempo di farlo, però vi farò a ricreare, credetemi, se mi date fiducia e vi iscrivete al canale e lasciate like. Quanti like sta? Quanti like stiamo? Mi fermo, scattano, i messaggi volano. Ma chi ci sta, poi non è che Politano sempre, però si devono alternare, ragazzi. Chi sta più in forma? 380, va bene, arriviamo a 400 e eccolo il Peppino Di Palma. Sì, mo ci organizziamo e vi farò godere della collaborazione di Peppe, che sta facendo un lavoro straordinario di recupero dati e li mette tutti insieme, veramente. Anto Verde, hai visto a fine partita un tifoso schiaffo a Spalletti? Schiaffo? Sulla partita siamo stati poco cinici, doveva sfruttare le occasioni, chissà strepitoso. Ci rifaremo, era dura, si sapeva, era dura, sì, sarebbe stata una partita dura, sì, schiaffo addirittura, no, quella ha detto insulti, ma schiaffo, penso che Gesù. Al primo banco di poco Stecchiamo, vera occasione di Lozano sciupata, ma abbiamo rischiato parecchio l'anno scorso là. Ragazzi, io poi credo anche che questo pareggio fa più male a qualche tifoso. Perché no? Diceva, ma tu ci devi far sognare, io voglio sognare. Alle volte l'esaltarsi e credere che poi abbiamo fatto la squadra che vince tutte le partite, se poi arriva quella delusione brucia un pochino di più e rischiamo di essere meno equilibrati nell'analisi e di vedere poi tutto nero, perché abbiamo detto ma come Raspadori, Osimhen, Kvara che è fortissimo, Lozano, Politano, Simeone, Ndombele, tutta sta gente, e non facevano gol. Si rischia con la narrativa, sai, con la narrazione di un calcio sbagliato, che tu devi sempre analizzarlo quando poi li vedi in campo e come poi reagiscono, come vengono amalgamati. Si rischia poi di rimanerci un po' troppo male, invece sereno. C'è anche maturità. Io ho visto maturità nei tifosi che mi dicevano sul video di Ronaldo, dicevano, ma secondo me Ronaldo è divisivo, si sta creando un equilibrio, lo roviniamo l'equilibrio con Ronaldo. Il tifoso secondo me sta maturando piano piano e non dobbiamo impazzire con queste richieste di vincere tutte le partite. È un buon risultato. Che ne pensi di Ronaldo al Napoli, Osimhen allo United? Stefano, su Ronaldo e Osimhen ho fatto il video, non mi voglio ripetere, altrimenti gli amici bellini dicono, ma dice sempre la stessa cosa. Io devo rispettare quelli che mi seguono tutti i giorni. E il pareggio di oggi lo considero come un pareggio che ci porta a noi tifosi e credo anche un po' alla squadra con i piedi per terra. Non siamo imbattibili, le altre squadre che hanno un po' di ritmo ci possono mettere in difficoltà e dobbiamo lavorare per migliorare. Ecco, dobbiamo lavorare per migliorare. Una vittoria oggi poteva essere il non plus ultra che non fai il solco perché sta a 2 punti, il sarebbe stato a 2 punti il Milan, però sai, ti poteva portare quell'entusiasmo e quella cosa a dire siamo a 9, stiamo facendo l'inizio come l'anno scorso, se non stecchiamo poi alla fine, ecco. E invece probabilmente dobbiamo andare un po' più cauti, perché questo è un anno dove comunque non vogliamo parlare di ridimensionamento, ma c'è un rinnovamento e quindi i nuovi si devono amalgamare bene, dobbiamo avere pazienza e non dobbiamo esagerare. Capisci? Quindi piano piano, siamo pronti. Tra pochissimo dobbiamo salutarci. Arriviamo a 400. And we're almost there. Almost there. 400.
Abbiamo chiuso con più falli rispetto alla Fiorentina e non di poco. Raspa che fa il fallo tattico. Questa è bella, Alessandro, bravo. Il fallo tattico di Raspadori mi è piaciuto, cosa che il vecchio Napoli non dire il fatto del vecchio Napoli. Ecco, vedi? I gotta go, managgia. Non dire il vecchio Napoli non era capace di fare, perché poi facciamo sempre la solita cosa. Questa partita l'anno scorso l'avremmo mai persa, l'avremmo persa invece del pareggio. Però mi piace questo che sottolinei del fallo tattico, è una scelta proprio di Raspadori, che si è presentato come generosità. Io farò la lotta in campo, non sono un giocatore che gioca sulle punte. Mi è piaciuto il sacrificio, penso di averlo sottolineato anche in reaction. Se non avete visto la reaction siete completamente pazzi. E domani andremo poi ad analizzare bene le parole di Spalletti. Un po' di analisi tattica non lo so, perché ci sono cose poche cose da dire come operazioni, come occasioni da gol, però secondo me l'analisi tattica potrebbe essere interessante, quindi ci ragiono e domani ad un certo orario ve la faccio vedere, perché poi c'è il che fare. Io non è che posso mentre sto suonando faccio l'analisi tattica, dovete capirmi, dovete iscrivervi al canale, dovete lasciare più like e dovete stare insieme a me. Non ho ancora la sigla e quindi che ne fa? La sigla vecchia non la posso lasciare, ci lasciamo abrupto tranquillamente. Cavani di Higuain, Spadori sono degli ottimi, non ti faranno fare, però manca con Cavani e Higuain hanno vinto. Ma tu dici, ma con Cavani c'era Ronica, con Higuain comunque lo so, ragazzi, la verità è questa, è che i giocatori non bastano, serve tutta una serie di cose, essere rispettati nelle stanze che contano, la società vincente, la mentalità di chi vuole fare il di più per andare a vincere, eccetera eccetera. Non è facile l'allenatore giusto al momento giusto, la coesione con i tifosi, le magliette con la scritta bianca invece che rossa, pure ti aiuterebbero a vincere. Piano, è difficile, non bastano i giocatori. Questa è una cosa fondamentale che voglio che voi capiate e condividiate con me. Capiate e condividiate. Sono le 6 del pomeriggio, Anto. Schiaffo a Spalletti, tutto ufficiale. Allora Francesco, io mi vado a informare su questa cosa. Vergogna. Aggiungiamo alla vergogna di Valsecchi la vergogna di quello che è successo allo stadio di Firenze. Corro che faccio tardi, vi voglio bene, grazie a tutti. Mi spiace non poter leggere più messaggi, ma il che fare lo sapete, l'avete vissuto sulla vostra terra. Un bacio. Casto, sempre casto, perché casto deve essere, ma vi voglio bene, quindi io se clicco su end broadcast ricordatevi un segreto,